Longarone al primo posto in Veneto grazie al PNRR per le nuove scuole, un risultato emerso con la pubblicazione della graduatoria ministeriale grazie alla quale il comune potrà beneficiare di oltre 7 milioni e mezzo di euro. Lasceremo alla comunità di Longarone una scuola nuova con tutta una serie di servizi che abbiamo in mente di poter offrire. Metteremo insieme la scuola media alla scuola elementare, insomma sarà un polo scolastico anche innovativo che permetterà, diciamo, ai nostri ragazzi di poter usufruire di un edificio finalmente in condizioni ottimali rispetto a degli edifici attuali che risalgono appena dopo il Vajont. Il finanziamento permetterà la realizzazione di un nuovo polo scolastico con appunto la demolizione dell'attuale Media Gonzaga, risalente al 1966. Nel tempo necessario per la nuova costruzione, diverse classi saranno trasferite nel plesso di Castellavazzo, dove una volta c'era il Museo della Pietra e degli Scalpellini e sul quale alcuni anni fa si era già intervenuti. Castellavazzo al momento abbiamo la scuola dell'infanzia e la scuola elementare, sicuramente in questo periodo di realizzazione di questo nuovo edificio sarà fondamentale poterla avere e valutare adesso quale tipo di scuola metteremo temporaneamente.